La città sempre più isolata, alla manifestazione di protesta del 25 crescono le adesioni. Sbarchi, furti, aggressioni, controllo del territorio al centro della cronaca odierna. Valle dei Templi Regina, 1 milione quasi l'hanno visitata nel 2019, ma bisogna fare sistema, nasce l'associazione Tante Case, Tante Idee. Nuovo grido d'allarme del consigliere della Lega Nuccia a Palermo che denuncia sversamento sospetto alla foce del fiume Akragas. Ligius Scuole, iniziativa del liceo Politi su bullismo e cyberbullismo. Un saluto dalla nostra redazione. L'isolamento atavico della nostra città ha aumentato dalla incapacità di quanti sono preposti al controllo dell'attuazione nei tempi dei progetti che dovrebbero rendere più veloci e sicure le vie di comunicazione. In questi giorni è oggetto di attenzioni da parte del mondo politico, ciò anche in vista di imminenti impegni elettorali. Ci sarà una marcia di protesta il 25 gennaio che partirà davanti alla rotatoria Giunone per concludersi nei pressi della strada degli scrittori. Tutto ciò per rivendicare le opere infrastrutturali rimaste incompiute che hanno effetto di paralizzare la viabilità. Oggi intanto una manifestazione dell'Arcidiocesi di Agrigento con i sindacati che nel corso di un convegno hanno lanciato un'iniziativa dal titolo Gente indignata in strada, vieni a manifestare con noi. E per noi c'era Arturo Cantella, il nostro direttore. Presentato stamani presso i locali della Chiesa del Quadrivio la manifestazione contro l'isolamento infrastrutturale in programma il prossimo 25 gennaio, che partirà dalla Rotonda Giunone a quella degli scrittori alle ore 11. Il tema scelto, cita il manifesto, è Gente indignata in strada. A presentare l'evento Don Mario Sorce con alcuni rappresentanti del sindacato, delle categorie produttive e dei sindaci della nostra provincia. Ci aspettiamo una partecipazione corale da parte di tutti perché la gente vuole dimostrare che vuole vivere in un territorio diverso da quello in cui ci troviamo, isolato sotto tutti i punti di vista ma ancora speranzosi. Il termine potrebbe pure essere questo, oltre all'essere indignati, ma certi che vogliamo il rilancio del nostro territorio. Quindi il fatto che ci siano i sindacati, i primi cittadini soprattutto, le associazioni di categorie, la stessa pastorale sociale in espressione alla Chiesa, verranno anche molti parroci delle nostre realtà, esponenti delle nostre comunità, i cittadini, perché vogliamo dire tutti una sola parola: dobbiamo riparare al torto che questa terra ha ricevuto per anni e il torto è non essere a livello di altre parti della nostra nazione. Altri parlano di ponti nell'immediato da realizzare, da noi c'è un ponte fermo da troppo tempo, altri parlano di alta velocità, noi abbiamo ferrovie che sono un viaggio della speranza, per non dire un viaggio tra la vita e la morte nel poter arrivare, altri parlano di tratti stradali interni, provinciali che sono ammodernati, da noi si inizia il viaggio e non sappiamo se si arriva alla meta. Allora l'appello è a che tutti, deputati nazionali, governo regionale, tutte le realtà ci uniamo per dare davvero un presente diverso a questa nostra terra. Sì, ma io non parlerei di comuni montani e farei differenziazione. Noi stiamo parlando, come diceva bene Don Mario, di una battaglia di civiltà, perché siamo indignati per tante ragioni, per tante motivazioni. Questa noi la consideriamo la mamma di tutte le battaglie. Per questo noi abbiamo fatto appello a un momento di grande sensibilizzazione per il giorno 25, stiamo organizzando anche come territorio montano, diceva bene lei, un momento di forte sensibilizzazione perché noi siamo totalmente isolati. Diceva Sciascia, per conoscere e amare la Sicilia bisogna andare verso l'interno, ma per andare verso l'interno non bisogna prendere l'elicottero, perché di questo si tratta. Oggi viviamo un momento di grande marginalità, siamo totalmente abbandonati da un punto di vista delle infrastrutture, della ricettività turistica
che poi si pone anche con altre tipologie di problemi molto più seri. Cito per tutti la sanità. Ho aderito a questa iniziativa anche perché forse Porto Empedocle è il paese che ha il maggior problema relativo alle infrastrutture, perché da Porto Empedocle passa la 115, la statale 115, il raccordo di tutta la Sicilia. Non solo, Porto Empedocle può essere di volano dello sviluppo dell'intera provincia. Io ieri ero a colloquio con il viceministro Cancelleri e gli ho detto che oltre ad utilizzare per esempio le vie gommate si possono anche utilizzare le vie del mare. Ho ipotizzato qualcosa che colleghi via mare Castelvetrano, Sciacca, Porto Empedocle e Licata, quindi sono tante le soluzioni da studiare, non tutte gommate, tante le possibilità, però certamente la nostra provincia che soffre di più. Abbiamo messo in campo un grande movimento che ci porterà certamente a scomodare loro signori che sino ad ora hanno fatto finta di non capire che questo isolamento della provincia e regione di Agrigento non sarà più tollerata dalla nostra comunità. Dopo il 25 nulla sarà più uguale. Il 25 tutti a manifestare contro l'isolamento di questa provincia. Finalmente c'è un cartello sociale che ha fatto una sintesi di tutto il territorio, speriamo in una riuscita alla manifestazione, vogliamo risultati. Un cartello sociale che rappresenta un territorio che non vuole più far parte di un'Italia di Serie B, ma fa parte dell'Italia e entrare nell'Italia, nella mente degli italiani. Le associazioni produttive non potevano mancare a questo appuntamento perché ovviamente hanno un impegno importante nel territorio per dare risposte a chi ogni giorno è impegnato a lavorare attraverso anche i collegamenti. Ecco, i collegamenti viari, questo deficit infrastrutturale sia per quanto riguarda l'aspetto delle strade, l'aspetto ferroviario, comporta concretamente degli svantaggi sia dal punto di vista dei costi dei trasporti, degli oneri accessori, ma comporta anche essere meno competitivi sul mercato. Ecco, tutto questo ci dà la forza per poter dire basta, di indignarci, ma non basta indignarci, bisogna sì protestare, ma avere anche un percorso sia propositivo che di protesta per poter arrivare alle soluzioni, per poter spingere le autorità e le istituzioni competenti a trovare soluzioni per poter fare in modo che questo territorio esca dall'isolamento, che è un grave deficit. Senza queste precondizioni non ci potrà essere sviluppo e riscatto sociale. Si infoltiscono dunque le adesioni all'iniziativa di cui abbiamo parlato in apertura. Oggi i volontari di strada di Agrigento comunicano che alla manifestazione contro l'isolamento infrastrutturale in programma il prossimo 25 di gennaio ci saranno anche loro. La Presidente Anna Marino al riguardo sottolinea come la mancanza di infrastrutture moderne è sicuramente una delle cause di indebolimento e di mancata crescita e sviluppo di vari settori, in primis quello del turismo e dell'agricoltura, per cui è necessario scendere in piazza e manifestare vibratamente. E adesso apriamo un'ampia pagina di cronaca perché cominciamo con il mare calmo, riprendono gli sbarchi di extracomunitari sulle coste e in particolare sulla maggiore delle isole Pelagie. Ieri le motovedette della Guardia di Finanza di Lampedusa hanno avvistato a 2 miglia dall'isola un barchino di circa 10 metri con a bordo 97 immigrati. Gli stessi sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, poi sono stati condotti nel centro di accoglienza di Contrada Imbriacola dove non c'erano ospiti. E ancora cronaca, versa in gravi condizioni presso l'ospedale di Licata il cittadino bengalese che nei giorni scorsi sembra essere stato investito da un'auto. Dalle telecamere di videosorveglianza invece pare che possa esserci dietro una rapina. L'uomo, molto conosciuto nella cittadina marinara, aveva con sé pochi spiccioli che sarebbero stati allo stesso rubati. A quel punto, nel corso di un inseguimento culminato nell'aver acchiappato l'auto in corsa, il bengalese sarebbe stato travolto. Gli inquirenti stanno indagando e presto potrebbero esserci nuovi risvolti su quanto accaduto.
giovani violenti. Ha minacciato di morte gli operatori della comunità, poi ha appiccato le fiamme ad una stanza. Voleva che lo accompagnassero a tutti i costi a riprendere il suo cellulare da ritirare presso un centro di assistenza. Accade ad Agrigento, lui è un minore che ha soli 13 anni e non è dunque perseguibile per il reato commesso. L'intervento degli uomini della polizia e dei vigili del fuoco ha riportato la calma e ha evitato che le fiamme si propagassero all'intera struttura. Il giovane verrà comunque segnalato al Tribunale dei minori di Palermo. 30 pattuglie con personale anche in abiti civili hanno identificato 423 persone, controllato 204 veicoli e messo in atto 27 posti di blocco. Sono state impegnate in un'attività di controllo del territorio di Canicattì su indicazione del questore Maria Iraci. Gli uomini della polizia hanno elevato 28 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e riscontrato un caso di guida in stato di ebbrezza. Si tratta nel dettaglio di una giovane che è stata denunciata. 3 in totale i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, 3 anche le patenti ritirate e numerosi punti della patenti decurtate. Le attività di verifica hanno anche riguardato 11 esercizi pubblici, soprattutto bar e sale da gioco. Alcuni di questi sono al vaglio di possibili irregolarità amministrative. Gli agenti hanno anche controllato 22 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Il Viale dei Giardini da giorni è nel mirino di una banda di malfattori che hanno fatto razzia di soldi preziosi ed elettrodomestici in tantissime abitazioni. C'è allarme da parte degli abitanti della strada che hanno sporto numerose denunce attualmente al vaglio degli inquirenti che stanno risalendo ai possibili autori. Di grande aiuto si stanno rivelando le telecamere di videosicurezza che si trovano nella zona. E adesso ci fermiamo perché diamo spazio come sempre alla pubblicità. Noi torniamo subito dopo e parleremo della Valle dei Templi, regina di presenze. La Valle dei Templi attira nel 2019 quasi 1 milione di visitatori. Continua il trend positivo che la pone tra le mete preferite del turismo mondiale. Complici efficienti strutture di supporto e un clima comunque mite, la Valle dei Templi è la perla della costa a sud della Sicilia. Tradurre almeno una buona fetta di quel milione di visitatori in turismo stanziale significherebbe cambiare le sorti di un'economia locale che langue. E se da un lato chi gestisce il bene ha le idee chiare su come vada valorizzato, chi invece deve incentivare il turismo non ha ancora trovato la giusta chiave per tradurre in economia il flusso turistico. Altri numeri di opportunità perse a danno dell'imprenditoria locale. Imprenditoria locale che però non ci sta, nasce per esempio adesso una associazione, si chiama Tante Case Tante Idee, vuole mettere a sistema l'accoglienza turistica con una base collaborativa e coordinata. Presidente è il giornalista Domenico Vecchio che ci spiega tutto in questa dichiarazione. Da un convegno organizzato da Airbnb ci siamo ritrovati insieme diversi operatori turistici del territorio, non solo della città di Agrigento ma anche della provincia e qualcuno anche di fuori provincia. È nato subito un feeling tra tutti noi, la voglia di stare insieme, di condividere, di portare avanti tematiche comuni. Così è nata l'associazione Tante Case Tante Idee, di cui io sono stato eletto presidente. Per me è stato un onore, un piacere perché è un ritorno al passato. Io prima di essere giornalista sono stato albergatore, la mia famiglia per tanti anni ha gestito un albergo. Tutti insieme abbiamo capito e condividiamo che l'unica forma di sviluppo per la nostra terra è il turismo, non ci possono essere altre soluzioni, non ci sono altre industrie, non ci sono altre forme di occupazione. Il turismo può e deve dare davvero tanto a questa terra e così l'associazione Tante Case Tante Idee vuole portare avanti delle iniziative per creare i presupposti
presupposti perché gli operatori che operano nel settore turistico possano farlo al meglio e soprattutto perché si creano le condizioni per un indotto che dia ricchezza a tutti. E questa è la vera motivazione che ci ha spinto a fare l'associazione. Io, come ho detto, sono il presidente, il mio vice è Michele Capraro, Vanessa Zicari è la segretaria, mentre Angelo Buscemi è il tesoriere. Anche il movimento Cambiamo di Giovanni Tozzi sarà in campo alle prossime amministrative che si terranno in primavera ad Agrigento. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla città, dichiara Ornella Patti, spendendoci come sempre affinché Agrigento possa tornare a vedere la luce. Cambiamo di Toti alle comunali agrigentine sarà rappresentata dalla stessa Patti e da un nutrito gruppo di candidati ospitati con ogni probabilità in una lista attualmente in fase di costruzione. Stiamo osservando, conclude con attenzione, la rosa dei candidati alla carica di sindaco, valutandone complessivamente doti umane, amministrative, idee e programmi innovativi per il rilancio della città. Un appello affinché i cittadini collaborino a mantenere pulita la città. Oggi torna a parlare l'assessore comunale al ramo Nillo Amel, che ci conferma: abbiamo ripreso e intensificato i controlli per scoraggiare e multare gli sporcaccioni sia in centro che nelle strade che cinturano la città di Agrigento, lungo le quali continuano ad agire indisturbati gli incivili. Assessore Nello Amel, ecco, quali le novità nel corso del nuovo anno per la raccolta dei rifiuti? Sì, le novità sono diverse. Una è quella dei sacchi trasparenti. L'ordinanza uscirà tra qualche giorno, però ho visto che già moltissimi si stanno adeguando e dimostrano molta sensibilità e attenzione verso i problemi della raccolta. I sacchi trasparenti sono importanti per eliminare gli abusi, di chi posa i sacchi neri e crea disservizio, e soprattutto per avere una differenziata di qualità. È un piccolo sacrificio, un piccolo impegno, però sto vedendo che i cittadini collaborano e quindi noi avremo una tolleranza sino a fine mese, senza nessun problema, dopodiché però incominceremo a fare dei controlli abbastanza rigorosi. Un'altra cosa che volevo sottolineare alla popolazione è che da lunedì inizierà un servizio per quanto riguarda la raccolta dei sacchetti sparsi. Abbiamo notato nella città un aumento notevole di mini discariche dovute a un problema di raccolta proprio di questo tipo di sversamento abusivo. Da lunedì per 6 ore ci saranno 2 squadre che con 2 compattatori andranno a raccogliere queste cose. Lunedì si farà il centro storico e Fontanelle. Poi martedì si faranno altre zone, mercoledì, giovedì e così via. Questo servizio siamo riusciti a farlo sino ad ora senza un solo euro di costo, attraverso una serie di organizzazioni e razionalizzazione del servizio più in generale. Io capisco che in questo momento c'è un po' di rilassamento e invito la gente a fare un po' di attenzione nel conferimento dei rifiuti. I rifiuti vanno conferiti nei mastelli. La selezione deve essere fatta in maniera abbastanza rigorosa, perché in questo modo noi risparmiamo e risparmia la comunità. E verso la fine del mese di gennaio ci saranno delle positive sorprese per quanto riguarda le fatturazioni. Scusi, ma perché ai margini della strada ci sono sempre questi cumuli di immondizia? Insomma, non si può cercare, come già avete fatto in passato, di aumentare i controlli? Sì, e questo lo faremo. Abbiamo avuto un rilassamento perché per via dei precari che in questo momento hanno avuto ridotto l'orario di lavoro, ma sarà riportato a giorni a 25 ore, e viene a mancare gran parte del corpo dei vigili urbani, dove buonissima parte sono precari a 18 ore in questo momento, mentre invece prima erano a 30 e 36 ore addirittura. E appena si ricostituisce l'orario, e sarà tra qualche giorno, ho parlato già con il comandante e le squadre di sorveglianza incominceranno a girare, ci saranno appostamenti, abbiamo già acquistato nuove telecamere che saranno messe, ci sarà un maggiore rigore. State attenti perché non vogliamo multare nessuno, ma chi sbaglia pagherà in maniera abbastanza pesante.
35.000 euro andranno ad impinguare un capitolo nel quale sono contenuti i fondi necessari al pagamento delle indennità del sindaco e degli assessori. Accade al comune di Agrigento, tutto dipenderebbe dal pensionamento di uno degli assessori che si è congedato dall'ente pubblico per il quale lavorava, così spiegano. Di fatto il pubblico dipendente non in aspettativa non può percepire più del 50% dell'indennità spettante, ma cessato il rapporto di impiego, lo stipendio da assessore, salvo rinunce volontarie, spetta integralmente, cose che in tempi non di austerity sarebbero normali, ma che, visti i sacrifici richiesti ai cittadini, evidentemente vengono passati sotto la lente di ingrandimento, anche perché sono gli stessi a pagare. È un nuovo caso di un possibile inquinamento ambientale, viene denunciato oggi dal consigliere comunale della Lega Nuccia Palermo. C'è un'intervista, vediamo. Nuccia Palermo, uno sversamento sospetto in zona Babbaluciara. Lei questa mattina ha fatto una denuncia pubblica. Abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato e allertato Girgenti Acque che so sta già provvedendo, abbiamo chiamato l'ASP. Vengo a scoprire questa mattina, e le immagini che vedete scorrere ne sono la dimostrazione, di uno sversamento di liquami, di sostanze biancastre sulla foce del fiume Acragas, danneggiando non soltanto la flora ma anche la fauna del nostro territorio. Voglio ricordare che la foce del fiume Acragas, esattamente Babbaluciaro, per chi vuole capire bene la posizione del problema di cui stiamo parlando, è stato teatro di una moria di nostri animali selvatici proprio sul letto di questo fiume. Cosa sta succedendo? Non lo sappiamo. Vengo a scoprire questa mattina che è un problema sollevato già da 10 anni, ma che evidentemente il Comune non sta affrontando nelle maniere opportune. Insomma, di sicuro vi è una cosa. Oggi se ne interessa la Lega e cercheremo di portare a termine questo e di risolvere questo problema. Dobbiamo scoprire cosa succede e dobbiamo soprattutto evitare che le nostre coste, che i nostri fiumi, che il nostro territorio venga inquinato e venga distrutto pian piano. Abbiamo bisogno di qualcuno che lotti davvero per il nostro territorio. Cosa sta facendo la Lega per la candidatura a sindaco della città di Agrigento? Credo che sia l'unico partito che ormai non si riesce a capire qual è la reale intenzione. Ho già detto che aspetto, da parte degli organi del partito, aspettiamo il nome. Io ho un auspicio, spero sia donna, a prescindere da tutto, anche per dare un cambio di passo, ma soprattutto a prescindere dal sesso, spero che sia una proposta nuova e vincente. Attendiamo da parte di Francesco Di Mare, che è il nuovo, da pochissimi mesi, commissario cittadino della Lega, aspettiamo dal commissario Massimiliano Rosselli notizie certe. Di certo vi è che appena le sapremo sarò la prima a mettermi in campo, ovviamente per portare dei risultati positivi. Sicilia sul podio nel 2019 esattamente al secondo posto per il primato riportato per enti locali sciolti per mafia, battuta solo dalla Calabria. Al primo posto, che ne ha 8, la Sicilia ne ha 7, seguita da 3 in Puglia, 2 in Campania, 1 in Basilicata. Lo rende noto Avviso Pubblico, rete di enti locali che si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Gli enti, la cui gestione amministrativa durante il 2019 è stata affidata ad una commissione straordinaria, sono quelli di Pachino, San Cataldo, Mistretta, San Cipirello, Turretta, Misterbianco e Mesoiuso. Legios, scuole contro il bullismo e il cyberbullismo, interessante lavoro educativo svolti oggi al Politi di Agrigento. Siamo all'Istituto Politi, un evento oggi per parlare di bullismo con dei noti personaggi. Sì, è un evento che abbiamo ritenuto essere molto importante per la nostra scuola, sia per la valenza formativa della tematica affrontata, visto che anche il bullismo, la lotta al bullismo e il cyberbullismo fa parte della nostra offerta formativa.
e quindi quando ci è stato proposto di tenere questa conferenza, questo evento nella nostra aula magna, abbiamo subito accettato con entusiasmo, ritenendo proprio la validità dei valori educativi dello sport per contrastare i fenomeni di bullismo che caratterizzano i giovani della società di oggi. Oggi qui ad Agrigento perché fa tappa di un tour che voi promuovete attraverso le scuole su una tematica di grandissima attualità, che è quella di parlare di bullismo. Sì, questo progetto nasce nel 2012, leggo scuole, giro tutta l'Italia per divulgare un concetto che ho imparato tramite i valori dello sport. E cerco di portarlo nelle scuole ai ragazzi in modo che possano capire veramente qual è la mentalità che dovrebbe avere un guerriero. Ecco, che tipo di riscontro avete voi, non solo qui ad Agrigento ma anche nazionalmente? Quali esperienze vi vengono comunicate nel mondo della scuola? Sono molto contento come riscontro che ho con i ragazzi, perché mi scrivono subito dopo sui social e mi ringraziano, ma soprattutto danno il loro punto di vista, come hanno interpretato la lezione, il confronto che abbiamo fatto insieme, e la interpretano sempre in modo corretto e sono molto felice per questo. Ecco, che tipi di consigli date voi? Il consiglio più grande che non do solo ai giovani, logicamente loro partono avvantaggiati perché sono molto più giovani, ma lo dico sempre anche agli adulti, di avere un obiettivo nella vita e rimanere concentrati sull'obiettivo per arrivare a realizzarlo e magari farlo diventare un lavoro. Questa è l'unica tappa che stiamo attualmente facendo con il progetto Leggo Scuole giù in Sicilia. Appunto abbiamo scelto Agrigento, che è la nostra città, la nostra provincia, per lanciare questo messaggio con una grande portavoce come Alessio Sacara, che può appunto, forte della sua esperienza e degli altri interventi che ha già fatto un po' tutto il territorio nazionale, divulgare questo importantissimo messaggio contro il bullismo attivamente e grazie ai valori dello sport. Adesso noi spiegherà appunto nel suo intervento, grazie ai valori appunto che lo sport e lo sport da contatto può portare, tendiamo di entrare nella testa di questi ragazzi e in questo target età fondamentale. Sicuramente bisogna lanciare un messaggio forte, che è quello di evitare che i ragazzi abbiano dei comportamenti che siano sicuramente violenti e non educativi. Bisogna con lo sport innanzitutto e sicuramente con un sistema di educazione, di sensibilizzazione, cercare di portare un messaggio chiaro e forte, che è quello di dire no al bullismo, dire no alle sopraffazioni in generale. Ecco, riuscire a scardinare questa porta e quindi denunciare. Sì. Per quello ci vuole un po' più di coraggio, sicuramente, specie quando si tratta di ragazzi, è buono e bello rivolgersi subito alle autorità di competenza, che possano essere genitori, che possano essere i professori se si è a scuola, l'insegnante se si è in palestra, o comunque una persona referente più adulta che sicuramente saprà come indicarci la strada. Oggi si parlerà di bullismo, abbiamo Alessio Sacara che sarà con i ragazzi a parlare di questo problema, un problema che riguarda anche i nostri giovani di Agrigento, quindi anche il telefono aiuto, il centro antiviolenza, a fianco sempre delle famiglie e dei giovani. Questa mattina vuole essere presente proprio per dare un contributo ai ragazzi come punto di riferimento, quindi vogliamo sempre ricordare ai ragazzi che bisogna sempre parlare, bisogna sempre rapportarsi con i punti di riferimento che nella scuola sono le insegnanti, sono i dirigenti scolastici, e quindi anche questo serve per debellare questo grande problema che oggi affligge i ragazzi. E adesso ci fermiamo per la pausa da dedicare come sempre alla pubblicità. Noi torniamo con altre notizie. Cordoglio ad Agrigento per la scomparsa a 68 anni di Paolo Punturello, anima rock cittadina e fondatore di Radio Agrigento 1, colto musicista, conosciutissimo e apprezzato per essere sempre stato l'amico di tutti. Con il suo atteggiamento pronto al sorriso ha accompagnato lungo la strada della musica raffinata intere generazioni, facendo loro conoscere artisti di grosso calibro e lanciando
lanciandone attraverso la sua radio le note musicali. Alla famiglia di Paolo giungano le più sentite condoglianze della nostra emittente. E oggi intorno alle 16, dopo le edizioni del TG, andrà in onda la replica dell'intervista realizzata con Salvatore Nocera Bracco, scrittore, medico artista, attore e cantautore, con il quale abbiamo parlato di medicina, arte, editoria e società. E adesso lo sport, calcio, Acragas, le diatribe interne non fermeranno l'impegno dell'Acragas nella partita di domani. Potrebbe essere un turno favorevole per il capolista Dattilo che, pur senza qualche pedina ferma per squalifica, gioca ad Alcamo contro una squadra che lotta per non retrocedere. Sulla quarta dovrebbe farcela anche l'Agragas, in questi giorni al centro di alcune diatribe interne societarie, mentre per il Canicattì si profila un turno alquanto difficile sul campo di Campofranco contro il locale Sporting Vallone. Altro scontro interessante si gioca tra il Geraci e il Castellammare, quest'ultimo prossimo avversario dell'Acragas. Infine torna a giocare in casa la Pro Favara con la Cefaledium, compagine formata da un gruppo di giovani locali. La gara del Seneto, che si giocherà, inizierà alle 14:45, sarà diretta da Gaetano Alessio Bonasera della sezione di Enna, il quale verrà assistito da Cristiano Tina di Siracusa e Giulio Sorace di Catania. Strada dell'Agragas, il Monreale, una squadra abbordabile, però questo non significa che bisogna abbassare la tensione. Assolutamente no. È una squadra di questa categoria. Noi giochiamo in questa categoria, non giochiamo in un'altra. Quindi tutte le squadre dobbiamo considerarla alla pari. Poi se c'è da battere le battiamo in campo, se ci riusciamo. E noi spesso ci riusciamo. Qualche volta cerchiamo qualche pareggio, però l'importante è che la squadra si batta sempre come ha fatto domenica scorsa a Mazzara, che ha fatto una super partita e non ha portato a casa i 3 punti. Pazienza, ma l'importante è che la squadra crea. Io mi preoccuperei di più quando la squadra non crea niente e qualche volta vince per un tiro sbilenco. Alla lunga non vengono i risultati. Se invece crei, alla lunga i risultati probabilmente arriveranno. A oggi credo che siamo terzi in classifica, a un punto dalla seconda, ce la giochiamo con tutte, quindi non credo che ci sia tutto questo parapiglia, questo dissesto. E il campionato è abbastanza lungo. Il campionato ancora 14 gare, te la dicono, diranno la verità. Mister, ogni tanto l'Acragas ha qualche scossone societario, qualcuno che va, qualcuno che viene. Ultimamente c'è stata l'uscita di Bruccolè, del vicepresidente. Questo i ragazzi come lo percepiscono, secondo quella che è la sua impressione? È inutile che io vi dica impressione di questo, perché credo che i ragazzi si siano già abbastanza esposti facendo una reazione congiunta tutti assieme. Quindi poi io mi occupo di calcio, non mi occupo di problemi societari o di rapporti personali. Quindi io mi limiterei a parlare di rettangolo di gioco, di azione di gioco e di cosa possiamo fare noi. Il resto se la vedranno i tecnici da quell'altra parte, quindi non è una cosa che mi compete. Anche perché sono arrivato da un mese e qualcosa, i loro rapporti io benissimo non li posso conoscere. Il mio rapporto diretto è stato con Ernesto Russello, che è sempre presente e che è stato lui a contattarmi per amicizia, per professionalità, perché è stato mio giocatore, abbiamo giocato assieme, quindi la dice lunga il rapporto che io ho con Ernesto. Purtroppo gli altri io li conosco, sono persone per bene, tutti ammirabili, tutti grandi professionisti, però sui loro rapporti personali io non gli voglio mettere il dito, perché non mi appartiene, perché non so le cose effettivamente come stanno. E i derby agrigentini infiammano il campionato di promozione, ce ne riferisce Carmelo Lentini. Questo 16° turno ruota attorno ai derby agrigentini, Casteltermine Empedoclina e Gattopardo Unitas Sciacca. Gli esiti di questi 2 match potrebbero rideterminare l'alta classifica, anche se appare chiaro che sia Casteltermine che Unitas Sciacca alla vigilia viaggiano con i favori del pronostico. Un arbitro donna domenica è stato designato per la partita che si giocherà a Palma di Montechiaro contro la Gattopardo. Si tratta di Anna Frazza, che proviene dalla sezione di Schio. A Casteltermini dirigerà invece Gianluca Livigni di Palermo, coadiuvato da Roberto Cusimano e Giuseppe Di Marco, entrambi
di Palermo. L'attuale terza forza del campionato, vale a dire la Folgore di Castelvetrano, se la vedrà in casa con il Partinico Audace, mentre il Camarat sarà di scena a Mazzara contro la locale mazzarese, quarta in classifica. Siamo in chiusura, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi rinnoviamo l'appuntamento con la nostra informazione e vi lasciamo con un'intervista realizzata con Giuseppe Gambino, che è uno dei giocatori dell'Acragas, che ci parla delle ultime vicende della squadra. A tutti, arrivederci. Quest'oggi si presenta la sfida al Monreale. Sulla carta come la vedi questa partita? Allora, premessa che ci sono alcuni punti più importanti oggi di cui parlare, però è giusto aprire una piccola parentesi per la partita, c'è poco da presentare perché domani non ci sono risultati al di là della vittoria, dobbiamo vincere per forza, veniamo da 2 sconfitte consecutive, non 2 pareggi, perché per noi oggi pareggiare significa perdere, perché siamo al giro del ritorno, ogni pareggio perdi punti e quindi ti allontani sempre, quindi siccome veniamo da 2 sconfitte consecutive, domani c'è solo da vincere e non 1-0 soffrendo, noi dobbiamo vincere alla grande, dare una bella risposta a tutti, a noi stessi, ai tifosi e alle persone fuori che stanno facendo parecchie chiacchiere. Detto questo, chiudiamo la parentesi di domani, mi piacerebbe parlare di alcune cose importanti, tipo che si sta parlando troppo sui social, si stanno dicendo troppe cazzate, scusate se mi permetto a dirlo, perché si scrivono troppe chiacchiere che vanno al di là del calcio, sono chiacchiere da bar, io le chiamo sempre così, quando le persone, la cosa ancora più brutta è che non sono tifosi, perché io posso capire un tifoso che scrive, perché non ha la possibilità di venire allo stadio qua dentro e parlare con noi o con la società, quindi giustamente prende un social e scrive il proprio pensiero. Però quando ci sono persone vicine alla società o che sono state dentro e oggi non ci sono più, che si mettono a dire tante cazzate, poi giustamente a noi dà parecchio fastidio, perché leggere cose che non c'entrano nulla col calcio oggi secondo me ci uccide e basta, forse non si è mai capita sta cosa. E si continua, ogni giorno vedo sempre post su Facebook, Instagram, io non li guardo mai, me li mandano giustamente. Però penso che quando ci sono dei problemi, visto che sono persone dentro la società, si viene al campo, si viene allo stadio, ci si chiude in uno stanzino, tra di loro non me ne fotte nulla, si piano ammazzate, quello che vogliono fare fanno. Però dobbiamo evitare di scrivere tutte queste cazzate sui social, perché si è scritto cose assurde, se c'è gente che se ne vuole andare, che se ne vada e ci lasci in pace, c'è gente che vuole entrare e ci dia una mano, ben venga, perché qua dobbiamo capire che siamo una famiglia. E faccio una premessa molto importante. Noi siamo un grandissimo gruppo, ci siamo parlati in questi giorni e ci siamo detti che facciamo finta che da qui a fine anno non ci saranno mai più soldi, ok? Cosa non vera, però io voglio parlare di una cosa impossibile. Noi arriveremo fino a fine campionato anche gratis, sputando sangue la domenica, perché per noi il nostro lavoro è quello, e facendo bene in campo che ci può far trovare di nuovo squadra il prossimo anno, più soldi, i ragazzini possono salire di categoria, noi ci allunghiamo la carriera, quindi premessa, noi sputeremo sangue fino all'ultima partita anche gratis. Poi non è così, perché la gente sta dicendo quello si dimette, non ci sono soldi, non è così assolutamente, perché è vero, ci sono state molte difficoltà da inizio anno, il direttore Russello col presidente comunque hanno cercato di avvicinarsi a persone che ci potevano dare una mano, si sono fatti in 4 per trovare sponsor, per trovare gente che ci dà una mano per pagare gli stipendi o comunque le trasferte e tante altre cose, non voglio entrare in merito a queste cose qua. Però siccome poi c'è gente che prima si avvicina, poi si allontana, oppure si pizzicano tra di loro, a noi non ci interessa, fa solo male all'Acragas. L'Acragas sono i giocatori, è la società, è la città. E la cosa che vorrei dire, che mi piace da morire, è che ci sono dei bambini che sognano grazie a noi. Noi non siamo nessuno, ok? Però oggi giochiamo all'Acragas, in una categoria non siamo in Serie A, però questi bambini ci vedono come idoli e loro sognano, perché magari pensano che un giorno vogliono essere al posto nostro e giocare qui ad Agrigento nell'Acragas. Quindi non vedono l'ora che arrivi la domenica a entrare in campo con noi, ci prendono la mano e ci guardano come se fossimo chissà che cosa. Ripeto, non siamo nessuno, però oggi qualcuno grazie a noi sogna, i bambini, come sognavamo noi un giorno, stanno sognando loro e dobbiamo capire questo. Se ci scontriamo tra di noi, significa che facciamo morire di nuovo l'Acragas e non c'è più pallone qui ad Agrigento. Cosa più brutta non ci può essere.
perché arrivare la domenica, vedere la gente allo stadio, vedere i bambini, le famiglie, gli anziani, tutti aspettare la partita e magari nella speranza di gioire assieme a noi a fine partita perché si vince una partita, perché si vince un campionato, perché facciamo qualcosa di importante. Di questo si deve parlare, né di soldi, né di a quello non lo posso vedere, i pugni, i calci, le cazzate che stanno dicendo in questi giorni perché è uno schifo totale. Io prego, senza fare nome, a queste persone di incontrarsi tra di loro, venire allo stadio, si chiudono, ripetono uno stanzino, quello che vogliono fare fanno, ma di evitare di infangare l'Akragas, la città, noi giocatori, tra di loro, non ce ne fotte nulla a noi siamo solo stanchi. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, che questa persona per me vale zero, e lo dico apertamente, non me ne fotte nulla, e infatti non avrei mai voluto parlare di questa persona, perché siccome si è tirato in ballo lui, ora ne parlo io. Mister Mutolo, che scrive felice di aver fatto questa scelta, vi vorrei ricordare che è stato cacciato e non ha fatto la scelta lui. Lui è stato miracolato che ha avuto la possibilità di venire all'Akragas a fare allenatore, non al circo. Qui c'è lo stadio, c'è un campo in erba, forse ne ha visti pochi, e quasi fa calcio. Quindi lui è stato cacciato, non è andato via. È stato cacciato perché parlava male di tutti, perché ci pigliava per il culo, perché andava nel suo spogliatoio a parlare male di ogni giocatore, perché quando è arrivato Peppe Gambino all'Akragas i primi giorni, che vedevo che eravamo 4 grandi, avevo un entusiasmo sotto zero e lui andava dai giocatori a dire isolate Gambino, a me non mi diceva mai nulla, però ne parlava con i miei compagni. Quindi prima di parlare di circo, che ha fatto una bella scelta, si deve guardare allo specchio e dire che è stato un falso, in più è stato cacciato. Questa è una cosa da dire e farla sentire a tutti. Che bello può arrivare da una tastiera a scrivere la mia scelta, tu devi baciare a terra che hai allenato l'Akragas. No, felice di aver fatto questa scelta. E questo è quanto. Per quanto riguarda poi altre cose, non ce n'è problemi drastici, qua i problemi solo alla morte, non c'è soluzione. Qua c'è gente che sta lavorando per cercare di risolvere i problemi. Ripeto, in questi mesi sono state parecchie difficoltà, ma nelle difficoltà siamo riusciti sempre a venirne fuori. Ora siamo di nuovo in difficoltà, infatti si spera che arrivi qualcuno a dare una mano al presidente, al direttore, perché qua bisogna crescere, non bisogna ammazzarsi, ma bisogna crescere come famiglia. Per fortuna che ho questi compagni, chi è qui, chi non lo spogliatoio, chi va, meno male sono loro perché sono tutti ragazzi meravigliosi. Abbiamo creato un gruppo fantastico che è vero, ne parliamo di questi problemi, ma cerchiamo di lasciarli sempre fuori, ci alleniamo sempre con entusiasmo, cerchiamo sempre di dare il massimo. Purtroppo a volte non ci si riesce, ma non è perché siamo in ritardo di qualche soldo o chissà quali problemi. Che quando si perde perché abbiamo fatto schifo, quando si vince perché siamo riusciti a fare una partita meravigliosa, i soldi non c'entrano nulla, non ci sono questi problemi, ci sono solo delle difficoltà che non ha l'Akragas, ha tutta l'Italia. Tutti hanno difficoltà, sono poche le squadre che sono sempre puntuali. Io sono 22 anni che gioco, forse 2 volte mi è capitato di avere squadre che pagavano ogni 10-15 nel mese. Abbiamo le difficoltà che hanno tutti, stiamo cercando di risolvere, la società si sta aprendo in 4 per cercare di farci stare tranquilli. Noi abbiamo fiducia in loro, l'abbiamo sempre avuto e ripeto, se oggi ci venissero a dire che non ci sono soldi perché a fine anno, noi giocheremo gratis fino a fine anno. Sputeremo sangue fino a fine anno perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che sia arrivare primo o che sia coi playoff o quello che è. Noi sputeremo sempre sangue. Poi è normale che si spera che ognuno di noi abbia lo stipendio perché è giusto così. Perché giustamente noi questo è il nostro lavoro, studiamo, c'è gente che viaggia, c'è gente che comunque, c'è ragazzini giovani che comunque non è che guadagnano chissà quanti soldi. E quei pochi che guadagnano li fanno arrivare a fine mese o gli permettono di farsi una cena fuori o di comprarsi qualche loro un vestito, una maglietta o cazzate varie. Quindi io prego le persone che ci sono ancora in società e che sono andate via di levare i social da mezzo. Quando ci sono problemi, quando ci sono le chiacchiere da bar, o si va al bar o si viene all'essenetto, noi siamo tutti qua, c'è la società, c'è sempre, si scannano, si piano a pugni, quello che vogliono fare fanno, non ci interessa. Per andare a parlare sui social, ripeto ancora una volta, di cazzate, perché sono cazzate, non c'è nulla col pallone, di parlare di personaggi, ho letto stamattina schifezze di 16 anni, non 16 anni, pugni, questo è schifo, bisogna parlare di calcio. Oggi c'è l'Akragas, c'è una città che ci sta sempre dietro, bisogna parlare di quello, stop, chiuso argomento.